Assessore Vito, oggi parliamo di cambiamenti climatici. Qual è la strategia della Regione in vista della nuova strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici? La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso che tra le priorità sulle quali era necessario lavorare e investire in termini di non solo risorse ma soprattutto di professionalità messe in campo c'è il tema del cambiamento climatico e quindi delle strategie per favorire l'adattamento e, ove possibile, chiaramente limitarlo e contrastarlo. È chiaro che stiamo parlando di un argomento estremamente complesso e quindi è stata fondamentale la decisione che l'amministrazione regionale ha presa di collaborare con ARPA e non solo, insieme alle università, all'OGS, al CNR, ad altri enti che daranno il loro supporto per mettere a sistema appunto le migliori professionalità che ci sono e cercare di avere un quadro puntuale di quello che è effettivamente la dimensione del fenomeno del cambiamento climatico nella nostra regione. Questi elementi ci saranno indispensabili non solo perché elementi conoscitivi che per la prima volta finalmente verranno raccolti in maniera scientifica e quindi in maniera assolutamente puntuale, ma anche ci servirà poi per capire qual è la migliore strategia appunto da mettere in campo. La nostra regione insieme ad altre regioni d'Italia sta facendo la propria parte. Ricordo che c'è una strategia a livello nazionale, un piano d'azione a livello nazionale che noi ora stiamo cercando di calibrare sul territorio, perché quello che interessa chiaramente è che le peculiarità della nostra regione vengano effettivamente capite al meglio. Cosa vuol dire parlare di cambiamento climatico e appunto elaborare poi una strategia di adattamento? Capire come dover agire a favore del rischio che può esserci di aumento per il rischio idrogeologico, il problema dell'agricoltura, la siccità, sono tutte questioni sulle quali grazie anche a questo strumento che appunto vede la Regione ed ARPA protagonisti, grazie a questo grande lavoro di studio e di ricerca riusciremo ad ottenere delle migliori risposte.